Scuola Sicura Veneto, la protezione civile nelle scuole. Questo è lo slogan con cui ai ragazzi viene proposto un mondo fatto di professionisti, ma soprattutto di volontari, ogni giorno più necessari, per non dire indispensabili, come si è visto purtroppo ancora una volta in questi giorni, con anche tante squadre venete mandate in soccorso delle popolazioni alluvionate, specialmente in Emilia-Romagna. Siamo ad Agordo, al Follador, e 450 ragazzi coinvolti e abbiamo fatto una tappa che ritengo assolutamente importante, far capire ai ragazzi come approcciarsi al rischio, fargli capire che non esiste rischio zero, ma che si può ridurre moltissimo anche con piccole azioni e far capire ai ragazzi quanto complesso è il sistema della protezione civile in Italia e nel Veneto in particolare, sapendo che è il migliore d'Italia. Ed è stata un'esercitazione in grande stile quella svoltasi al Follador di Agordo nell'ambito dell'edizione 2024 del format ideato nel 2016 proprio dall'assessorato regionale alla protezione civile. Per i partecipanti è stata simulata una situazione di emergenza causata dal verificarsi di un terremoto. La protezione civile è famosa per la gestione delle emergenze, ma si occupa anche di previsione, prevenzione, in questo caso è la regione che fa le previsioni meteo e anche le opere di prevenzione, la gestione dell'emergenza dove il sistema abbiamo visto che è molto complesso, i vigili del fuoco, il personale sanitario, i volontari della protezione civile, tutti i soccorritori che entrano in gioco in questa fase e poi la fase di ricostruzione dove torna a diventare fondamentale il ruolo della regione nella fase di ritorno alla normalità. Quindi sistema complesso che è giusto che i ragazzi conoscano con l'auspicio che un domani diventino anche loro soccorritori o professionisti o volontari.